Buonasera a tutti dallo stadio La Marcona di Ceregnano. Stiamo qui per la 31esima giornata del campionato degli allievi Under 17 provinciali tra Union River e Pettorazza. La classifica alla penultima giornata di calendario vede ancora le squadre disallineate rispetto al numero di partite giocate, a causa dei diversi rinvii e al ritiro al termine del girone di andata della squadra del 300. Il numero totale di partite complessive da giocare per ogni squadra è diventato 30 ed oggi potrebbero esserci i primi verdetti. Oggi infatti l'Arianese gioca sul campo del Portoviro con un pareggio andrebbe ad 80 punti e quindi vincerebbe matematicamente il campionato in virtù delle vittorie degli scontri diretti con l'Union River, che con 4 partite da giocare potrebbe al massimo raggiungere appunto 80 punti. Con 68 punti l'Union River è già matematicamente seconda, in quanto l'unica squadra che potrebbe raggiungerla è proprio il Portoviro, ma in svantaggio a sua volta negli scontri diretti. I risultati dell'Union River però incideranno sulla lotta per il terzo posto, che si fa alquanto interessante. Domenica prossima infatti l'Union River giocherà a Cavarzare e potrebbe rallentarne la corsa, ma ciò che farà davvero la differenza sarà il recupero della 26esima giornata rinviata per maltempo, che si giocherà il 28 aprile e vedrà gli scontri diretti tra Badia e Cavarzare e tra Portoviro e Portotolle. In caso di vittoria del Cavarzare e Portotolle potremmo ritrovarci con 4 squadre a 62 punti e considerando che il terzo posto potrebbe valere per ripescaggio al campionato regionale, sarà interessante capire come verrà stabilito l'ordine. Complimenti poi all'Alto Polesine che vincendo ieri proprio contro il Cavarzare per 3-2 si è quasi assicurato il settimo posto, anche se la Tagliolese non smette di sperare. Le partite che si giocano oggi sono 3, a parte la nostra contro il Pettorazza abbiamo il Portoviro l'Arianese. Ah, scusate, sì, avevo letto male. La terza si giocherà mercoledì 17 aprile tra la Vittoriosa e il Duomo. Le statistiche, come vedete, insomma, danno favorita Union River. I ragazzi dell'Union River sono in campo, mancano i ragazzi del Pettorazza. 2 minuti all'inizio della partita. Chi è quell'altra squadra? Pettorazza. I signori là, dai. La mamma era Lisa, Chi è? è la mamma di Filippo. Ecco, allora poi. Sì, sì, prendete, ma lei no, non si vede subito, sa? Dopo lavoro. Dove la tovina? Cioè non si fa. Arriva, arriva. Dai, cappetto! Le squadre entrano in campo. Sei panchina che oggi! Eccoli i ragazzi. Dai, Gripas! Capetta, facci sognare!
Allora, le formazioni sono Goldin, Borsetto, Clifford, Pasqualotto, Gargiuolo, Franklin, Giolo, Guizzo, Fiora, Destro e Giolo. Ecco la Dorina. Ecco la Dorina. Dorina! Dorina! Il posto per la Dorina è qui. Dai ragazzi. C'è un silenzio. La strategia di... Minuto di silenzio. Ma avanti no. No. Sì, sa che era. Scusa. Vai gol! Vai Chris! Poverino. Sì, Angelo. Angelo, sì, sei in campo. Dai Ilias! Per la Sili! Il numero 5 anche. Il 5. Sì. Ottimo. Bravo Frank! Tira! Dai Pippo! Porca miseria. Bella Doris. Grande. Vieni qua. Vedi, sta- Dorina, vieni qui. Vieni qua. Dorina. Ecco. Ci sono un sacco di tifosi oggi. Sì, tutti sti ragazzi qua dietro. Ah, ecco che bravi. Ah. Che passa? Il secondo tempo salutiamo Eric e Simone perché ha detto penso che fa vedere il secondo. Sì, va bene, va bene. Ecco, occasione mancata. Franco. Tanto c'è Gold, c'è Roby. Io sono arrivatissimo. Ciao Roby. Vieni qua, Robì. Ciao Roby. Ecco qua. Beh, Robì. Grazie, che belli.
Che gli ha fatto? Che gli ha fatto? La nonna di Eric. No, è là, è là. Adesso è presente la mamma di Eric. Eric non c'è neanche. No, come era? Mitico. Decisamente. Grazie. C'è Angela. C'è il 5. È stata la prima cosa che ha guardato. C'era Angelo in campo. C'è? Che sono... Sì, Dov'è sì. Matteo? In panchina, credo. Chi? Matteo. Prenda la munizione per la munizione. Ma che ne so che conti che fanno, io non capisco niente di queste Che ho munizioni. detto, ma Domenica c'è il Cavazza. Sexy. forse lo tiene buono. Che ho visto che ha perso però. Ha perso 2-1 contro di loro. No, contro l'Orto Polesine ha perso 3-2 ieri. Ieri. Sì. L'Arianense è pure venuto. Ma dopo aveva sì. detto 2-1 contro Petorasta, no? Ora ho sbagliato. No, 3-2 contro Cavazza. Come vade? Ah, non lo so. No, non il Cavarzere però. Ragazzi, Mi sa, No, ieri il Cavarzere ha perso contro l'Alto Polesine. una squadra che ha perso contro Petorasta. Mercoledì. Ah, non so. Franklin, Giatti, Chris, Fioravanti. Angelo Destro, Cliff, Goldina. e Angelo. Angelo l'ho già detto, tesoro. Scherziamo. E stai attento se esce, Mamma mia. Tette Franco. Vedi, io sono una squadra che avevo appena finito di vedere. Questa stavo chattando, mi sento saltare. Però ero distante. Bella, sarà bella donna. Sì, sì. Bella! Vai! Tira! lui c'è già uno. Andrea! Bravo, Gabri. C'è la mia. C'è Andrea! È arrivato? Sì, sta arrivando Sta Andrea. arrivando la mia. E anche la Anche Mirna. La Mirna è Enzo. Cosa devi dire alla Mirna? Ciao, ferma! Ho detto? Mirna. Tira! Sai che non mi ricordo neanche le convocazioni, sinceramente. Vedo Ieri che sono in tutti e panchina due insieme a insieme a Camsi, a Ale C'è anche! a Luca Mancini, Popoli, c'è un Punchina e basta direi. È arrivato il mio secondo. Vai Pippo. che sbaglia, porca miseria. Porca miseria. Hola. Ciao Andrea. Ecco! Ascolta, non è maggio il periodo dei fiori? Il mese di fiori, no? Da una parte e uno dall'altra. Posso metterli qua intanto? Sì dai, Ah, io guarda li ho messi qua nella borsa. Ho il mio cestino. Dove sono? Proprio quella della Mirna. Eccoli che stanno arrivando, vedi? C'è da Re, Enzo e la Mirna. Enzo e la mia Anna. La Mirna. La Mirna. No,
Mirna. Bravo. Vabbè. È lì dietro. Bisogna che ti compri un po' di pizza e viaggi. Dai, dai! È già la seconda occasione che Chris Ha preso un palo. prima ha preso un palo, adesso è parata. Ti dico. C'è Alessio. Sono in panchina, tutti e due maghini. Champ? No. Sempa, Lede, Poli, Punchina. Ma sì, ma sì. Oh. No, era un po' troppo easy. Te lo dico. Se porteremo tu c'eri quando siamo andati là? Sì che c'eri. Sì, dai. È del 7! Dai, aspetta! C'erano i tuoi parenti toscani collegati. Ah, sì, sì, sì. Sì, dai. Quella tribunetta. È di Capetta! Sì che c'eri. Piras era fermo però. Una delle partite che è stato fermo, anche Matteo perché aveva la nucleosi. Sì, perché sono gli ultimi bravo. Ed erano tutti e due con la copertina. Ho capito che Ah sì, punizione. 7! Tiro! Ciao la ragnatela! l'arbitro quanti anni ha? 15? Eh sì, è giovane. Ma bravi comunque. Perché sono lì. Vabbè, verranno giù, su, lasciali tranquilli, viaggio, non ti preoccupare. Cosa c'è? Perché Ma si sta Pippo, girando il viaggio? perché la Mirna resta giù. Insieme a Izzy? Tira! Tira! Dai! Tutti cercano il gollonzo. Le cose semplici no. Vieni qua. E te lo dico. È arrivato il presidente, la ex presidente, non si deve pagare. Express. Per me è sempre il press. Sempre bella press. Ecco la Mirna. Eccola. E te lo dico. Hola! Buonasera. Buonasera, omaggio floreale. Mirna! Mirna! Grazie, bella. Grazie. E tutti per me. Sta cantando. Che è successo? Che succede? Un po' come Morgan quando Bugo ha abbandonato il palco di Sanremo. Che succede? Sembriamo noi l'anno scorso. Sì, ma perché? Le piccine anche le arbitri pare. Sì. Magretto anche mi pare. Messi i fulcri allora. La bufera. Dai, vai! Dai Chris! Ah! Dai, dai! Dai Wizzo! Non c'è il 3 senza il 4, dai. Vabbè, ma lui basta che butti la palla avanti, tanto è talmente veloce. Ma poi non lo buttano giù. Ah, è difficile. È il nemico quello lì, Enzo le dà col nemico. Sì. Mi ha registrato giusto. Dai. Dov'è il testone? No. Peccato. Va bene. Era bello di finito il gol. Ma allora ci metto anche il mio telefono qua.
Ci ricordiamo? Vabbè, io di sicuro. 0. Quanto? 0. Che senza richiami della macchina non ti vai da nessuna parte. Che tifo. Dai. Dai Franklin! Non è Franklin, è John. Ah no, Giolo, è vero, hai ragione. Bravo. Pippo! Ma c'hai Ronaldo! No. Mano! Dai, dire! Non lo so. Dico niente. Ma gli hai fatti un Boh. di Goldini. No. Cambi? No, di Eric. Ah, beh, cambi. Sì, va. E comunque sono migliorati. Vai Riccardo! Ha detto che ho sentito uno stop non da poco. Sono fatti apposta per Perché lei è impassibile. Sì, ho capito. Mi dispiace, non devi andare a ridere, non devi andare. Ma c'era secondo te a farlo? Sinceramente non ho visto dove l'ha preso. Cioè, c'è entrato deciso, ma Abbastanza. Non so, io non capisco su questi interventi qua quando effettivamente è fallo. Quando è non abbastanza fallo, discrezione cioè. là. Ah, ok. Di silenzio era bel ragazzo del morto di 20 anni. Porca miseria, anch'io ho letto stamattina il ragazzo di 26 anni. Che hanno detto che invece lì il giocatore della Roma si sta riprendendo. Ma non era un infarto, era una compressione polmonare. Invece così un ragazzo di 26 anni di... Un infarto, un arresto cardiaco. Guarda, non lo so. con tutti i Bravo! controlli che fanno, anche perché la Vai, Liga è Griff! di squadre di Vai Franci! Ma comunque io dico che almeno io personalmente una volta all'anno faccio l'elettrocardiogramma. Cioè anche Matteo veramente come tutti i ragazzi. Sì. Sarebbe stato da ripetere. Beh, insomma, scherzi. Poi se hai familiarità con morti improvvise, che avete sbagliato. Sì, è Sì, la 5. volontà di Giorgia non è stata fatta l'autopsia. A pensarci adesso le mie cognate si mangiano le cani. perché sapere La motiva perché loro Poi il adesso- 118 ti dichiara impatto fulminante. Vabbè, ho capito, ma non lo puoi sapere. E infatti la prima volta quello che fa le visite Vitiello, la signora gli fa sempre un controllo più accurato. Vabbè, ma certo, bisogna comunque dirlo, segnalarlo. Guardate dove tirate sta palla. Però effettivamente aver saputo, cioè, ti dà uno. Ah no, ormai. Bravo! Ah signore, che brutte robe. Cioè, Gold oggi siamo cattivo. Bravo! Ma stanno giocando al rugby? Ma perché Edo c'ha tutto c'ha Edo? Dai, l'entourage. campi sanguinello! Che va questo? Sì, Bravo, Oma! Bravo! Ascolta, do lei il microfono. No, se- no, 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 no. C'è Andrea che secondo. Guarda, qua prende tutti. E ora? Sì, Daniel! Dai, destro, No, non bravo, protestare. Fate il fallo. Ascolta. Perfetto. No, ragazzi, dobbiamo parlare di cose serie. Il 28, Il cosa 28 portiamo? è stato comunicato alla divisione.
Ma che, ascolta, non ho idea, io sono anche stufa di correre sempre dietro agli altri. Sì, bravo. Quello che vuole fare il mister lo farà. Oh. Sì, che parta un po' l'organizzazione dell'attività. Appunto, mi porto il dottor De Sarte e una tenerina. Andrea porta un po' di roba da bere. Ha fame, ha sete. Adesso dirò a nonno Maghini di portare un salame. Sta. Scriverò stasera nel gruppo, ognuno porta qualcosa. Se prenderanno la casa io si vede. Ma qui non si è capito poi che cosa si fa qua. Abbiamo capito che io e la Dorina siamo andati a chiedere a sto famoso Carletto, però adesso se possiamo farlo. Poi facciamo roba in ferro. Però che compra la carne? Dimmi. Appunto. Lì no, di sicuro. Cosa? Chi compra la carne? Mio di sicuro. Allora, siccome il mister ha avuto questa idea, mo se la gestisce. Sì. C'è mio fratello? Perché è mio fratello, Marco? Dove? Quello con le Però lei in piedi con le braccia a conserva. sembrerebbe Capisco. No, siamo un po'... Dai ragazzi, stiamo un po'... Dai. Dai Filippo! Vai Pippo! Se lo faceva così, cazzo. L'uomo! Dai, dai! L'ha fatto Chris? Vai Chris! E ci stava girando intorno, Ah, dobbiamo mettere... Non so se si può mettere visto che l'ha datata ieri. E quelli di oggi! guardo. Vai! Vai Franci, senza paura! Vai Wizzo, fai la doppietta, facci sognare. Ma non guardo le persone che ho già messo 2 ore fa un avviso. Arriva il fenomeno. No, Dorina, non arrabbiarti. No, non faccio più che rappresentante, cedo la staffetta. Allora ragazzi, dove siamo? Sì, inizia a aprire. Qui ce la possiamo fare? In teoria è oggi. Oh, là. Uno. Ma chi l'ha fatto? Chris. 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 Era un mix tra... Via. Non va però ragazzi, il risultato non valido. Perché era alle 3. Segnata alle 3. Sempre il suo problema. Vai Oma! Ore 18. Ah, no. 18. Dorina Dorina? di Padova. Sei, Ya famo? Dove sei? Sì, in teoria dovresti riuscire. Ah, giusto? Ho messo al contrario. Ah, sì. 1-0 giusto. Marcatori. Guizzo. Ancora! Oh, madonna. Se fa un gol così. Giolo, bravo. Ha provato a fare il gestone. Incredibile, no? Se fa un gol così mi imbriago. Anche se non lo fa. Era una scusa. Come un'altra. Ah, ok. Bene. Vedi che qua Antipolisi nel trappo guarda le quelle di ieri. Venga! Su!
che significato nascosto. E allora è quella di mercoledì. Pettorazza ha vinto su Cavazza. Va bene, Cap! Ma pensa Badia a ha te, vinto con Vai Daniel, faccio un gol! questo non l'avevo mica vista. Me l'aveva detto Simone. Ma mercoledì ci sono. Ciao Viola, Daniel! No, spererei di no. Abbiamo domenica quella di Cavazzere. Sì, e poi abbiamo Poi il sicuramente il Duomo. 24 il Duomo Ma e è il 28. sicuro sta cosa? Da Dai, questo dai! vedete le battute come ho previsto anch'io. Dai Franklin! Ma no! Dai Angelo! Vai! Vai, bravi. No! Dai! Dai! Oi 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 oi. Una vive segna per noi. No? Dai! Abbiamo 8 punti di Vai, Franci! Vai, senza paura, Francesco! Dai! Questo non è neanche più la squadra che c'era. Vai Daniel! Gol! A meno che non ne abbia 300 ieri Forse come riposo. era... infatti può essere. Mandelo! Vai Cliff! Oh! La Marina! Che stecca! Urca. Urca, neutro! Tira gol! Ridillo! Urca, neutro! Grande viaggio! Questo lo voglio cioè voglio questa frase urca network detta da te. Urca. Questa R. Vai Guizzo! No, troppo lunga. Peccato. Pic. No. Che ridere quel giorno. Sì! Io sono guardando ma Bravo! sei insensibile da non so come. Ha ragione comunque, era libero, ha aspettato. Lasciagliela lì. Vai, Marti! Eh sì, punizione per il pettorazza. Dalla capetta! Non ha bisogno di cappati, No, infatti, guarda, sono qua con Suki. Urca. Le prese. Perché Champ va magari ha preso- perché Champ va negli spogliatoi, si è stancato, va via. Andrà a bere. Anche Allora, ci sono. Ma cosa dici che Gargiulo è in campo? Non sbagliate io. è il 3. I due maghini. Camsi, poi vedo anche I due maghini, Camsi, Vai, sotto! ma Matteo, Cemp, Punchina degli Esposti e Mancina. Lala, Frank, no! Dai, Andrea! Vai, Andrea! No, a chi? a chi? No, perché pensava che andasse avanti Viso. Vai, Franci! È venuto un parastinco, dire! Bravo Gal! Un parastinco! Per ripetere la partita! Botte! Perché sono questi? Stefano sentivo per Gold, Giolo, Guizzo, Poli.
Italiano sì. centri. Ho Ho fatto accompagnato lì prima al Marcus e Serenella. Sì. Poi la diretto Bologna-Firenze. Sono arrivati 10 minuti in ritardo, vabbè, poi ho detto che sono andati lì in albergo per lasciare le valigie. Poi ho sentito a Luna che si erano fermati per No, non ho sentito per fortuna. Anche a porta si Dopo mi Ho dici. capito un democrazia cristiana, un DC. Ottimo. Ho sentito a Perfetto. Luna che si erano fermati per mangiare, così i miei hanno approfittato e mi hanno fatto gli auguri. Digli che vadano a mangiare la focacciona di Bada come la fuma. Ma sicuramente fra di loro lo sapranno. Fanno delle focacce così calde in cui puoi metterci quello che vuoi Domani a dentro. pranzo penso. E poi aspettavano per entrare nella casa di Ok. Fanno anche gli uffizi No, nel programma non c'era, evidentemente non sono riuscita a a prenotare. prenotare. A meno che non vanno lo stesso se riescono lì sul momento. Non porco. Le mie cognate che vanno, il 25 vanno a Parigi, da mo' che le avevo detto prenotate per la Tour Eiffel, prenotate la Tour Eiffel. Se riuscite a prenotare, me l'ho detto, avete prenotato 3 mesi fa, prenotate l'ospedale Tour Eiffel. Ah. No, sono quelle cose che devi prenotare per Aspetta, sono tempo riuscita a perché prenotare altrimenti... solamente l'Uber. Pensa che io sono andata a Parigi 3 volte e non sono ancora andata per a andare in Louvre. giro a Parigi. Ho detto, sono andata a Parigi 3 volte e non sono ancora andata al Louvre perché ho detto, Sabato. vai sabato. Quando è che parti Andrea, venerdì? Ah, sabato parti. Vai Franci! Da Bologna? Fai Bologna-Parigi diretto? Venezia? Che bella Parigi. Non sono mai stato. Bella, sì. E la tour sei riuscita a prenotare? Tour Eiffel? Per uno che soffre di vertigine le può guardare benissimo da sotto. Ah, soffri di vertigini? Non sapevo Andrea. Vai a vederti il pendolo di Foucault. Va bene. Angelo hai la scarpa slacciata. Digli che la scarpa slacciata tuo fratello. Non riesco a... Dai, vai. In effetti Si è spostato a destra? Chi, Angelo? E quindi venerdì? No. Ah, venerdì ti cucchi l'incontro Che con non la sono famiglia? tutti. Sì. E ti vedo felicissimo. Mi ha Venerdì già, ti mi ha cucchi? già, mi ha già precettato. Ti ha già stampato anche il foglio? È probabile che Cos'è che ti cucchi Ce l'hai? venerdì? l'incontro scuola Ce famiglia. l'hai o vuoi che te lo giro il file? Ma penso che me lo girerà Chi di dovere? chi di dovere, capitano. Noi dobbiamo detto questa volta L'ammiraglio. non riusciamo ad andare in due perché Elena ha le prove dalle 4 alle 5 a Adria per il saggio, il gran galà della danza sabato. E quindi ho detto a lui scegli cosa vuoi fare, se vuoi portare le nanerette a Adria a fare le prove io mi cucco. Va Adria, ha detto. No, L'avrei aspetta. scelto anch'io, l'avrei scelto Bravo! anch'io. Per facilitare le cose, siccome domani slittiamo di mezz'ora perché poi abbiamo l'incontro in casa di mi sono messo, vado a fare un colloquio alle 10. Ah, Sakura che lo porti tu? Ma guarda, io i nomi non li conosco. Uno domani e 2 giovedì, che visto che sono ancora in 104, vado uno velocemente, torno per mezzogiorno, mi faccio inglese è quello che l'altra volta sai che ero in fila a aspettare non so quanto tempo. Arriva! Ha detto vado di mattina perché sennò mi fa perdere un sacco. Però lo stesso ne rimangono almeno 6. Io ho deciso che non ci vado più ai ricevimenti generali. Bravo, vai Wizzo. Tira! Tira Guizzo! Oddio mamma! Mamma mia! Bravo De che, culo! Adesso, bene essere tifosi. Santo Dio! Bravo Franci, dai! Lama! Ma si sta andando di questo? Si danno le sgiarate addosso fra di noi.
Cioè, la gamba dell'arbitro è grande come il mio braccio. E beh, il braccio è grande come, non so, il mio dito indice. Veramente? È magrissimo. Astro. No, no. Poi Gabri. Ma non ho capito. Cambio. Come adesso. Cambia che non è. Cambia gioco. No! Un gioco. Mamma mia. Vai, oh, vai. Comunque. Cioè, per me cammina in campo. Sì, no, ma c'è sempre anche il nano. Tira! Che I pali stasera. Ogni volta! Callo? Che schifo. Non si sono capiti. Abbiamo ritrovato nell'app anche la musica. Poi c'è qualcosa. Ho imparato. Ho imparato. Inoltre. già. Sì! Bravo! È buono il rovescio! Bravo portierone! Oh ragazzi, esatto. Le vedo lì proprio belle. Cariche. Bravo! Dai! Bello, vai Franci! Ricordo! Andrea, dai, dai, Carlo! Perché faceva freddo, ero tutti a casa, capito? Dai, Fiore! Bravo Fiora! Bello! Vai Wizzo! Niente, oggi è la giornata delle pallonate. Oh signore. Vai Gabri. Niente, rimessa. Gabri, è 3? Sì. Perché? Cosa? Non è la nostra. Ah, nostra. Boh. Vabbè, non si sa. Dai, dai! Ma dai! Oh! Dai Fiora. Cioè, È ragazzi, mano! fa un po' di Mano. 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 Demain è 10 day. Dai, veloci! È 10 day. No, demain è 10 day. Domani. Ah! Che ridere. Domani. Caro. Dai! Dai! Oddio! Fuori gioco! Signore, quanto Fuori gioco. siamo? 36. Sì, qui! Vai Edo. Spaccheo. Ah no, taccheo, ecco. Non avevo capito. Fuori gioco! Tiro! Fuori gioco! Sì! C'è nessuno?
niente, oggi è la giornata delle pallonate, No, ma ha qualsiasi tirato parte. giusta, è Sì, che gli ha sì. battuto sulla schiena. Vai, vai. Tira subito! Mamma mia. Bello, 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 bello! Ma come fai fuori gioco? È partito 3 metri dietro. Ma non c'è nessuno! Sì! Dai! Dai Fiora! Bravo Cappetta! Ma che cappetta? È il 7 del pettorasta. Ah, ok, scusate ragazzi. Almeno abbiamo capito chi è. Poi nonno mago! Ma sai che mai lui o non è lui? Ma sei te! Con questo occhialetto qua. Infortunio? Sì, infortunio. Anche Savioli c'è in panchina. Chi è? Fabioli? Sì. Fabioli, entra. No, ho detto anche Savioli è in panchina. In panchina. Con punchina. Panchina. Che è questo ciuffo che arriva? Toneri. Non eri. Può essere lo Zanfone? Dici? Ma non hai i capelli così... Non so, io da un pezzo che non lo vedo. Io ve lo vedo dalle foto che mette Alessia. Comunque, oh, sai che anche c'è per vedere. Allora, Quando lei dice che ti vanno bene, felici, quando le dici no mamma è felice, sta a posto, allora bene, sai quanto? sempre che va bene, dopo vede. Una volta va bene, una volta va qua. Ho visto Brochamp sabato sera. Rozzampi insieme a Bro Eric. Era da solo. No, era... Sì. Boh, insieme con altri due Bravo! ragazzi e una ragazza. Sì! Che Eric è venuto a Non dormire a era casa con nostra Bro sabato. Piras, non era con Bro Piras. No, in quel momento non E l'ho dopo visto. di che ieri pomeriggio mi fa mamma, vado a fare un giro dopo che diciamo che è stata la valigia, che insieme ci ha fatto incazzare un po', perché era lì sul divano, si mette, dovresti partire. No! Dopo si trova senza mutande, c'è la zera. Vado a farmi un giro con la Chiara. Guarda, scusa, ma non mi vedete domani a partire insieme? Sì, vabbè. So niente. Bravo! No, neanche io, perché ormai... So Un nulla. po' più basso magari. No, ma io so solo che sabato piano. Spero che lì sua mamma e suo papà li attaccavano al muro. Ma che sono amicizia su Facebook. A me ha chiesto l'amicizia su Facebook. Una mamma dell'Arianese. No, ma Niente. che schifo. Che Perché ovviamente non gli ho dato. Andrea, Ovviamente non gli ho se dato. te la chiedo io l'amicizia me la dai? Non si vede Infatti dicevo questa qua. Chi l'ha mai vista? Vedo che non abbiamo Hai amicizia in fatto comune. colpo. Tac, entro dentro e ho visto che era dell'Ariano. Che avevate amicizia in comune? No, mi ha chiesto. Sì, dico, ma pensavo che avevate amicizia in comune, no? Piccolo sì. ci sta provando. Andrea, ci sta Andrea, provando. Andrea, ti ha adocchiato. Ah beh. Ha detto mu. Te la- Cioè, poi, faccela vedere. Faccela vedere. Ragazzi, cioè, ricomponiamoci, eh? Noi siamo persone serie. Aspetta, ma quanto dura questo primo tempo? Quasi manca poco. Sembra infinito. No! Mia mamma mi ha detto che lunedì. Porco zio! Mamma mia che rischio! Bravo, Cliff! Abbiamo rischiato di prendere un gol. Io spero che il mister cioè in spogliatoio gli dia una di quelle tirate d'orecchie. Questo?
No, ma allora ci fai vedere. No, l'ho eliminato. Cioè, Hai fatto l'espulsione. Bravo, dai! Giulio, ci svegliamo? Dai, forza! Vai Gianluca! Cioè, io non sto più dicendo niente, tanto... Adesso chiamiamo Ci Bira, mancava solo che facciamo prendevamo come gol e poi era finito. Mamma mia. Bello! Dai, si scusate! Vai Francesco! Bravo! vai piano, che è finito. Adesso mi prende tanto di che ha carne. Vediamo un attimo le altre partite. Portoviro, vedere con alla neve. Portoviro. Ma non c'è scritto niente. Aggiorniamo? No. No, non c'è niente. Niente. Ancora 0-0. C'è lì all'app. Ti nebbiani! Ciao. Vedi bene che... No, queste due non mettono proprio risultati. Paura. Mamma mia, quando ci sono quei passaggi così orizzontali, ho sempre i brividi. Mi ricordano quelli della Juve. Non parliamo ultimamente della nostra squadra. Acidità di stomaco. Bravo, vai! Vai Filippo! No, vabbè, allora gli dei del calcio sono contro di noi. Oggi sì. Porca miseria. Oh. Oggi non è proprio giornata. Vai Marie! Ma secondo me io li vedo proprio che cambiano naturalmente quando giocano. Signore benedetto. C'è differenza quando giocano in settimana, forse sono stanchi, la mattina solo da scuola, quando giocano la domenica. Ma sì che c'è differenza. Sì! Poi No! è una formazione, non è che abituati a giocare insieme. No! Ti prendi un po' di bolle, poi cambi. Sì. Va bene tutto, ma Bravo, no! Il primo tempo è finito. Secondo! grande gold! Per fortuna che c'è Gold. C'è paura! Dai caghesimo! Fine del primo tempo. 1-0 al momento. Andiamo a bere il caffè.
Eccoci, siamo tornati. È iniziato il secondo tempo. Cioè, sta per iniziare, scusate. Intanto Omar mi manda le foto. Le Canarie. Sì. Allora un saluto a Omar che ci sta sicuramente guardando. Eric, con Pira. No, è il papà di Eric. Al mare. Mhm. E con Eric anche. No, Eric è in gita. Amore. Dai. È iniziata. Ci sono state sostituzioni? No. Un saluto anche ai fanciulli oggi assenti per gite scolastiche, quindi ciao Simo, ciao Eric, ciao Aaron e chiaramente un saluto anche a Matteo Piccolo e a tutti gli altri ragazzi e a Jacopo, oggi non disponibili per la partita. Ecco Giolo! Troppo tardi! No. Simona là. Birna. Ciao, Birna. Va in viaggio. Me lo ricorderò. Birna. No. Birna. Birna. Ho detto là. Sei qui. Sei qua. Così, me lo metto poi in testa. Chi è? Questo, così. Ma ti lascia il posto? Salutiamo Simone e Eric che sono in gita a Firenze, che spero stanno guardando la partita. E invece Questo è qua. sì che sta bene. Altro che è credo sabato, so che facciamo sabato. Come sta andando su oggi? Ecco il Biagio, il distributore ufficiale di fiori. Li fa la nonna di Eric. E li ha portati per tutti. Mettilo là, Biagio. Proprio. Vai a Wizza! Calma, oh. Oh ragazzi, mamma mia! Bel tiro, bella barata. Cambio, si sta spogliando il cavallo. Ecco Alessio. Alessio! No, Giolo. Esce Giolo, entra Alessio Maghini. Che vallo, ma troppo. È angolo. Eccolo. Basta Michele. No, non è Michele. Ciao.
Pettorazza pareggia 1-1. Allora uno ce l'ho. Uno ce l'hai, com'è? Dimmi i soldini che poi ti do. Dimmi i soldini. Tranquilla. Quelli lì li vuole 5 euro al chilo. Vabbè, dopo ti dago Fa tutto. tutti i messi del chilo. Sì, va bene. Abbiamo pareggiato. Hanno pareggiato, Franco. Ho visto. Ma adesso sta andando su. Adesso c'è il Anche. cavallo. Sta andando il cavallo e anche il puledro. Tu visto? Dai, c'è. Pareggio. Al momento sì, Biagio. 1-1. Come si baila? Vai Angelo! Ah, Signore benedetto. È arrivata Pettorazza. Come non gol? Uno arriva 2-1. Sempre più giù, Biagio. Tutti per terra adesso, ragazzi. No, no, no. Mi guardo la partita. Sì! Dai, dai Alessio! Adesso inizia a volare. Che piedi storti, signore. E un attimo di attenzione perché sono al telefono con l'aiuto da casa. Dai Elena, portaci fortuna. Dai Gabri! Dai Gabri, dai! Cambio. 7 Entra Savio al posto di Chris. Dai Savio! Fabioli. Guizzo. Dai, che c'è il telefono, forza, dai! Dai! Madonna, ma Dai Fabio. Ragazzi, Sì. Dai. non me l'aspettavo. È la sofferenza. Noi che avevamo detto. No, Jacopo non so. No, mamma mia, altra occasione. No, entra il centro. Oh, entra il champ. Sempre perché per me. esce Tommy.
Centrale proprio. Addirittura a piedi nudi. A male? Non vai. No! Dai ragazzi! Via quella palla. Vabbè, però. Bravo! Ah, si è proprio tolto le scarpe. Punizione. Sì. È entrato il 13. Dai! Chi batte Goldino ancora? Secondo! Ti ha dato gol! Dai, Edo. Dai, Gold. Gold. Dai, Edo, dai, Edo. Prega, Oggio! Cazzo. Ah! La svirgola. Se mi sbaglia anche lui. Dai, Union! Sì che la forza che hai! Vai! Mi mancava. Rispondi Silvia. Chi è Silvia? Scusa, chi è Silvia? Marco! Dai, via! No, non è mafia! Ah, sì, può essere. Dai, Vabbè. Bella. è rimessa, dai! Le tue altre, tre! Vai Gianluca! Dai, Angelo! Fabio, dai! Una porca paletta. Dai! Dai! Vai Carlo, vai teso! Bravo! È giocata! No! Luca! No! Bravo! Mi sembra di aver capito un altro dici. Non è azzeccuto, Andrea i nomi. Luca basta! Andiamo tedesco! Anche tu! Andiamo, dai, vieni su, vieni su! Dai, dai, forza! Dai, Alessio. Vai Alessio! Cazzo, bubola. La Gango! No, È martira! è rimessa. Ma no, mafia, giusto? Ma è martira qua! Adesso. Vai, Union! Una roba triste. Però mi ha detto piuttosto che stare a scuola. Cioè, ha le idee che si scalda. Ottimo lavoro! Entra le idee fa gol. Entra e fa gol. No, quello è stato il top del top. Quello va a dormire. Bird watching. Vai quarti! Tirate. Bella.
che brividi oggi. No, il lunedì mai fatto nessuno. È pettorazza. Spirituale ieri. No, beh, non capisco. Dopo. Anch'io ho qualche problema. Vai, Godin, dai! Godin, dai! No! Bravo, Godin! Mamma mia. Vai! Vai! Sì! Bravo! Dai, Ugna! Arriva il Pony. No, mio fratello! Pony al posto di Fiora. Fiori? Fiora entra. Cavallino. Maghetto. Veramente. Cavallino rampante. Che vale di là? Mangialo, c'è ancora. Sì, certo. Ah, perché c'è ancora l'angelo. Finirebbe la partita. Sarebbe qualche sbuffa. E se anche dovesse uscire. Finirebbe la partita. Non diciamo niente perché tanto anche il viaggio lo sa. Esatto. Dai! Dai, vai. Passalo. Sì! Dai, Savio. Dai, che magia! Ma c'è un buco enorme. Oggi non gira proprio niente. Dai! Dai! Di qua! Settimanali, forza! Dai, vai! Ritardo. Vai, Ricky! Vai, gol! Facci sognare! Bello! Ma che fiera, la fiera del non so che cos'è? Sì, veramente. Cos'è buona questa qua! Bullying! Non è bullying che calcio, è bullying. Dai, raga, dai, su. Facciamo 8-0. Facciamo 8-1, dai, 8-1 e fai così. Il viaggio non sono più ora. Viaggio scala ti entra. Subito. Boni. Adesso faccio vedere Tatiana. Chi è Tatiana? Non so perché stai là. Cosa stai vedendo? Ma che cavolo stavamo combinando? Vai Gianluca! Perché c'è? Ho letto, ci assicuriamo! Ti prego! Dentro, Matteo! Vieni qua da me! Vieni qua! Vieni qua! Ciao Matteo! Che due! Mamma che gol che ha sbagliato! Dai Franklin! Mamma mia! Ottimo! Mamma! Voglia se lo chiappa gli trancia la gamba. Dici fortuna!
Sì, mio fratello. No, Fratello. no. Franklin sempre. Ma comunque aveva preso la palla, vabbè. È lo stesso. Ci provi? Cioè, ma te per fare gol. A 3 decimi di meno. Vabbè, guarda. Da una parte è sordo, quindi siamo a Da posto. quale parte? Insieme a questa, quindi A destra. non sono combinati. Sofferenza qua. Fate sofferenza. Sofferenza, no, non per fare. Tu sai che papà Savioli, un becco. Hanno un po' A sottovalutato. parte che cambia poco, cioè, vince il campionato lo vince. Ah, sì, come no. Sì, Non buonanotte ne hanno perso Dorina. tutto il campionato. Dai, non vedo a vendere il certo, dai! Sì, però magari No, 10 mi dici. 10. sì, beh, ma anche oggi devono fare 5-6. Bravo, dai! Vai Ricky! Guarda come dai sta palla. Solina. Dai, uno, dai! Dai, uno, stai concentrata! Sì! Alessio. Daglielo! Mamma mia. Ma perché? Vai! Ma tirate quel cazzo! No, ti prego, non tanto. Grave. Ragazzi, mi state guardando aula, se ne fate un casino! Vai! Ma uno che tira in porta! Dai! Cristo santo! 20.000 qua dentro. Vai Cliff! Dio santo! Dove siete? State dormendo? Cioè, lo schema a confusione. Cioè, Perché adesso Dai! Dove vai? Cosa? Oh! ah sì, sì, cioè, no. Dai, dai! Che cavolo, ci sono Buono che tira in porta! Bravo Savio! Togliamo. Bello anche. Fammi il gol. Fammi il gol. Che caro. Fabio! 2-1 per fortuna. Fabio, vai! cioè, è arrivato qui. Era qua. Ah, sì, che fatica. un quarto d'ora abbondante. Ciao Filippo. Filippo,
Vieni qua, subito. Vieni il nostro. Vieni il nostro! Bravo. Vai Ricky! Vai. Bello! No, vabbè, ci stava. Cinzia, ho detto. Matteo, là, fanno un gol. Ci porta fortuna, hai visto? Cioè, 2 minuti, cioè, molta roba. No, ma abbiamo vinto 10 all'andare. Perché 2-1? Dai, uno, dai. Sì, Dai Matte! ma che bello! Vai Nano! Torna adesso Matteo però. Sì! Vai, Jen! Dai! Vai, Jen! Girati, tira! Questo poteva starci. E Franklin, cazzala. No! No! È mio figlio. Sempre. Ah, ok. Ma c'è allora. Sì, però non è al scritto al numero Perché è entrato nel secondo tempo. Manca solo che lo ammonisca, guarda, siamo a posto. Chi? Ma te è campione ancora? Sì. Ma no, Perché serve domenica. non può fare il calcio ancora. No, ma l'ha tenuto fuori proprio perché non venisse ammonito. Manca solo che adesso... Ma no. Mamma c'è. Non portare sfiga, vero? Sì, c'hai ragione. È tutto concentrato. Ma tanto lo sai che è mezzo sordo. No, quando gli dico le cose gli dice, Bravo. sai che... Sa perché, vero? Dai! Dai! Bravo! Bravo, metti giù! Ma 2 passaggi di fila. Oh, qua! Vai! La amaremo. Ecco, se parte non lo... Bravo, vai! Dai Alessio! Cinzia! È tutto da vivere! Sì! Vai! Sbaglia. Dai! Tu! Dai Gabri, dai raga, dai! Dai! Vai su! Dai! Bravo! Dai, Alessio, dai. No, chi che glielo dice adesso? Oggi Omar non c'eri. Adesso si scatena. No, c'è la nonna che lo tiene a bada, sì. Savioli là! La sua partita! Dai! Bello! Dai! Vai Giovelino, dai! Domenica prossima invece recuperiamo. Madonna!
Madonna santa. Quella del 28 o chi giochiamo? La vittoriosa. No, quella non ce la dobbiamo perdere. Ma poi dopo mangiamo qui una cosa tutti insieme. No, perché noi abitavamo a Santa Maria Piccola. Ok, beh insomma. Però noi stiamo dall'altra parte. Bravo! Dai Gabri. Dai Ricky. Vai su. Bravo, Ricky! Bella. Tira! Fatto Angelo! Angelo, prendi il gol, Cioè, ha rovinato! Perché Angelo ha tirato così? Facciamo uscire, Oh! Tira le orecchie tuo fratello. Angelo, stai in Niente campo! polpette, le polpette te le mangi te. Guarda che si sta scaldando, adesso entra. Ale De. Entra Entra e segna. Sì. Pippo! È nostro. Oh, adesso c'è calcio d'angolo. Sempre di testa. Dov'è c'è? Sempre preparati con la testona. Pizzolo! Che ce l'ha duro come Pizzolo! cemento. Vedi che parte la Furiani. Il terzo tempo. Pum! Gol! È partito presto. No! Vai! Hai vinto! Dai Savio. Vai! No! Teo torna. Tornate! C'è il gol! Vabbè, già la seconda volta che non lo fa apposta. Incredibile! Mirna! Oh! Che voglio adesso! Bravo Angelo. L'avete detto voi. E io non c'ero. Da quando ha 5 anni. Anche mio fratello, sempre tutti soltanto. Dopodiché! Dai. Papà! Sono qui davanti a te! Dai, oh! Vai, William! Poi il lavoro faceva un Ah, beh, dopo lì, sì. Dopo lì uno deve un attimo decidere. Vai all'idea, faccio sognare. Proprio! Vai Savio ancora. Dai Savio! Diciamo che a quell'età lì sei già diventato buono. Sì! Esatto. Come dicevi, Bravo! dopo sei già... A quell'età lì dovresti avere già la strada un po' spianata. Bello. Se no, È un po' dura un dopo. attimo diventa... Passa qua che ci finisco. Un attimo. Savio, Vai Edo! Vai, Edo! vai, 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 che sbagliate sti gol. Mattina. Dai, io ti prego! Non è niente! Uomo a terra. È bellissimo! Del mio amore, la Giada. È iniziato dopo perché non sono ritardati a entrare in campo l'altro giorno. Dopo le 7.
Niente polpette, Angelo. Sì, vai. Attento! Questo è il classico commento veneto. La voglio capitare. Arbitro, la maglia! Boni. Mi sento. No, è Gabri. È il nonno di Eric, che non sa neanche. E non c'è oggi. Dai Gabri! Sì. Devi uscire, Gabri. Quando interviene Massimo Dottore devi uscire dal campo. Hai la scarpa slacciata, Gabri? Gabri, la scarpa! Diglielo tu, Mirna. Gabri, la scarpa! Gabri! La scarpa! Veloce! Ah no, è proprio... Grande Gabri! Deve essere ma che cazzo. Pensavo che l'avessi imparato da papà. Vai! Bravo Martina! Vai, Riccardo! Che ampia! Tieni un attimo, Doris. No, perché so le lancio, E dove? È il treno? Bravo, Edo. Adesso no. Gamba contro gamba. Entra Poli, chi esce? Vedo un 9 o un 6. Chi è il 9 o chi è il 6? Dipende come lo tira su. Ma chi è il 9 e chi è il 6? Giatti no. Il 6 è. Non penso che esce. No, il 5. Non mangiare le unghiette. Nervoso. Aggressivo. 40. No, lo diceva a me. Lo diceva a me. Entra Poli. Poli. Dai Luca. Il 5. Sì. Non il 5, cosa c'è? Paradossalmente. Sì. Después llama. Non il 5, cazzo c'è? Sì, è quello questo qua. Non il 5. Su quello che dipendevo. Perché sono sicuri limiti, c'è traffico. Vai Mattia! Sì, esatto. Cambio per l'Union River, esce Giatti, entra Poli.
e anche per il pettorazza. Sì, anzi. Ottimo. Perché Hai visto? Da quando te l'ho detto? Tutti gli altri, noi... No, lui è gold. Due. È vero. Due. I più seri, i più seri. Poi c'ha vuol dire pure i consigli. Non lo so. Sì, sì, no, non so cosa sono tipo la fascia. Madonna, no. Quella domenica io dovrei... Abbiamo fatto le riprese praticamente schermo bianco. Era bianco, è vero, aveva a casa anche lui. Dai, ragazzi. Ragazzi, che fatica. Quando è che fischia? magari. Sta tanto. No, dai, non fare così. Ma recupererà perché sembra che termina. No, devo andare a casa, devo andare a cena. Alessio. Vai, Alessio, vai, vai! Ogni volta. Oh, bello. Sì. Vai Luca! Si fa male. Dagliela! Passa Luca! Ragazzi, c'era Luca! Aspettavo la palla! Secondo me non la Perché non sono abituati a uno che corre così veloce. Dai, dai! Alessio segna! Mamma. Angolo. Via. No. E il tempo va su. Da su. E se va magari. 3-4 minuti. Magari. Poi va ancora Fabioli. No, 87. dov'è? Era qua, Sabino. 5 minuti almeno. Dai, Unione. Cenco, dove sei? Eccolo! È partito troppo presto. Dai ragazzi, vai! Dai. Vai Martino! Sì, perché hanno tutte e due la magliettina rimborsata. È la motivazione? È più chic, è proprio fashion. È vero? Sì. Dai, dai! Guarda che c'è Luca! Per fortuna che c'è un uomo, la stola. Bravo Martino! Martino c'è! Sì. Bello! Mamma mia. Quanto manca? Vale? 2 minuti. 2-3 minuti. Sollievo. Vai ragazzi! Vai via! Sì. Vai Gianluca! Bravo! Vai via! Corri! Vai! D'accordo. Dai, tirando. Vai Gianluca! Vai, vai, veloci!
Via! Bravo Nano! Dio madonna! Dai, dai, dai! Aiuta! Bello! Vai! Bravo Gabri! Ecco, quello là che ci aspetta. Vedi che ci sta chiamando? Ci sta chiamando, paga Fredini per tutti. Per tutti, Fredini! Fredini! Adesso gli mando un messaggio. No, Fredini, dove vai? Devi pagarci la birra. Abbiamo già detto di pagare la birra. Concentratevi sull'ultima. Andrea, per favore. Tocca fermo. Toccati le Tocca balle. fermo. Mamma mia. Arbitro, fischia! È andata di lusso. Bravo! Sono stato io, Ma guardate quello qui! Era lui la porta! Cosa ha fischiato? WhatsApp. Cos'è Boris? Ha preso una botta forse in faccia. Sulla bocca o... Sì, mandagli un messaggio. Che sia Favrò. Che sia vero. Può essere. Andate avanti tutti! Ma no! Io che Aiuti 2 minuti! Andate avanti! La maremma. Ciao! Ma quanto manca? È finita qua! È finita! È finita! Basta! Cristo santo. Dai, basta, arbitro, andiamo a casa. Dai, è finita. Madonna! Vedi partita per la partita! Però non mi ha guardato. Uffa! Io fa! Perché avere due donne così vorrei prendermi. Io fame! Fame viaggio. Quindi lei mette forza proprio.
Fabio. Bravo Gabri. Mamma mia ragazzi, è andata 2-1 risultato finale, partita molto sofferta. Fabiani! Bravi ragazzi. Fabiani! E ci vediamo domenica prossima a Cavarzare. Arrivederci.